Bentrovati, buon primo maggio, edizione veneziana dei nostri notiziari. In primo piano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Garantire la sicurezza è la maggiore priorità che i sindacati sottolineano in occasione della ricorrenza. La CGIL in particolare è impegnata nella raccolta firme per promuovere 4 referendum che si occupano anche di questo tema. Il primo maggio di quest'anno non può che mettere al centro la salute e sicurezza sul lavoro. Un tema per il sindacato centrale, fondamentale. Sono anni che continuiamo a ribadire che questo tema deve essere centrale per le istituzioni, per la politica, per le rappresentanze istituzionali. Se la data del 1° maggio come festa dei lavoratori affonda le sue radici nella conquista delle 8 ore lavorative e dei drammatici avvenimenti che l'accompagnarono negli Stati Uniti della seconda metà dell'Ottocento, oggi la ricorrenza non può che essere rivolta ad una conquista che nel 2024 dovrebbe essere scontata: la sicurezza nei posti di lavoro. Una drammatica emergenza che coinvolge l'intero paese e vive anche in Veneto, anche in provincia di Venezia, di una dolorosa contabilità. Lo scorso anno sono stati più di 9.000 gli infortuni, uno quasi ogni 45 minuti. Quindi da questo punto di vista non può che esserci una presa di coscienza collettiva di tutte le persone, della cittadinanza, della società, perché questo tema diventi non solo un momento di cordoglio quando ci sono le vittime, ma veramente una battaglia comune di tutti per difendere e garantire un lavoro sicuro e il rispetto di queste norme. La CGIL è impegnata nella raccolta firme per 4 referendum. Uno di questi chiede l'abolizione delle norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all'impresa appaltante. Gli altri chiedono l'abrogazione delle norme che facilitano i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, delle norme che hanno liberalizzato l'utilizzo del lavoro a termine e delle norme che impediscono il reintegro in caso di licenziamenti illegittimi. Raccoglieremo migliaia di firme, milioni di firme per presentare 4 quesiti referendari che servono a dire una cosa chiara: serve lavoro, lavoro di qualità, lavoro stabile e lavoro garantito anche a chi opera negli appalti. Non è più pensabile che questo sistema di sviluppo scarichi sulle lavoratrici e sui lavoratori gli utili, il costo di questi utili che spesso determina appunto purtroppo infortuni o morti sul lavoro. Quindi 4 firme contro la precarietà sono quelle che noi chiederemo in tutti i luoghi di lavoro e nei banchetti delle città. Crescono i casi di sovraindebitamento in Italia e in Veneto. Spesso per la vergogna le persone non chiedono aiuto e succede che si arrivi a farlo quando si è tentato il suicidio, spiegano i fondatori dell'associazione Liberi dal Debito. L'indebitamento delle famiglie italiane verso banche finanziarie, stando ai dati di Banca Italia, nel 2023 è cresciuto del 4,6% rispetto all'anno precedente. Nel nostro paese si calcola un sovraindebitamento del 15%, dato che può essere calato anche nella realtà veneta. Ma cosa si intende per sovraindebitamento? Non posso più, con quello che ho, con quello che guadagno, con quello che posso mettere a disposizione, pagare i debiti che ho. Gianmario Bertollo, insieme alla moglie Maria Sole Pavan, ha fondato l'associazione Liberi dal Debito con l'obiettivo di aiutare cittadini ed imprenditori ad uscire dall'incubo dell'indebitamento. 211 ad oggi le famiglie aiutate dalla loro organizzazione Legge3.it, ma sono 1500 le pratiche in lavorazione. Che è brutto definire le pratiche, perché stiamo parlando della vita delle persone. No, neanche di storia, proprio della vita, delle famiglie. Sono storie di difficoltà per malattie familiari, per lutti di famiglia, per perdite del lavoro perché l'azienda in cui lavoravo è chiusa, per perdite del lavoro perché è arrivata una pandemia e ci ha fatto chiudere tutti. Il percorso che porta a chiedere aiuto spesso è molto lungo e difficile da intraprendere. Intanto non è facile arrivare a dire ho i debiti. Ho un problema di debiti e quindi ho bisogno di aiuto. Subentra sempre quella che è la vergogna. Si arriva a chiedere aiuto quando non ci sono più vie d'uscita, spesso quando si è anche tentato di porre fine alla propria vita. A volte però è troppo tardi. Un nostro collaboratore aveva appuntamento con un cliente e la mattina stessa il padre chiama e dice: mi scuso, ma del poco preavviso, ma mio figlio non potrà venire in appuntamento oggi. Non c'è nessun problema, lo rifissiamo. No, non potrà venire mai più. Scusa, mi commuovo, ma...
In Italia, tra gli ultimi paesi in Europa ad aver adottato un provvedimento simile, dal 2012 esiste la legge 3 che interviene proprio in aiuto dei casi di sovraindebitamento. È una legge che dà le possibilità alle persone sovraindebitate di avere una seconda vita. È quella legge che è stata soprannominata in Italia la salva suicidi. Che è indicativo. È indicativo anche del nostro modo di vedere questa situazione di sovraindebitamento. In Spagna si chiama seconda opportunità. Si è svolta a Venezia la 50ª edizione dell'Assemblea internazionale dei General Manager degli hotel di tutta Europa. 350 i partecipanti a 3 giorni di grandi eventi ospitati all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Venezia, centro e cuore del meglio dell'ospitalità mondiale di altissimo livello. Non è un caso che l'European Hotel Manager Association abbia scelto Venezia e l'Hotel Excelsior del Lido per la sua 50ª assemblea annuale, che in un compleanno e in un anno così importante ha eletto Alessio Lazzazzera, General Manager dell'Hotel Excelsior del Lido, miglior General Manager alberghiero d'Europa per il 2024. L'assemblea ha coinvolto circa 350 partecipanti, tra direttori generali e vari delegati in rappresentanza di 12 paesi. La parola al manager premiato. Abbiamo parlato, discusso, condiviso idee, pensieri, modi di fare e progetti futuri per l'integrazione dei giovani nel mondo del turismo e per il loro futuro. Un passo importante, un investimento importante anche per tutti quanti noi per entrare sempre di più nella mentalità dei giovani e averli sempre più vicini. Non sono mancate le sorprese come l'esibizione dal vivo dei musicisti del Gran Teatro La Fenice o i fuochi d'artificio durante la cena di gara nella prestigiosissima Sala Stucchi. Il presidente della delegazione italiana Ezio Indiani e l'assessore comunale al turismo Simone Venturini, che ha portato i saluti a nome della città, fanno il punto. Abbiamo recepito chiaramente la mancanza di personale e in Italia stiamo parlando ora di avere una mancanza di circa 200.000 persone per la stagione estiva e quindi il nostro incontro ha dibattuto sino a fondo tutte le problematiche legate a questa carenza e che cosa fare per incentivare i nostri giovani ad entrare nel mondo del turismo. I principali direttori d'albergo europei si ritrovano qui per discutere le nuove tendenze, per approfondire i nuovi scenari, un evento importante anche per raccontare l'impegno di Venezia e insieme delle categorie turistiche di Venezia per cambiare il modello, per ripartire meglio di prima, per ovviamente sviluppare un nuovo equilibrio tra residenza, turismo di qualità, turismo esperienziale e sostenibilità. A Jesolo fervono i lavori per l'allestimento delle spiagge. Secondo le ultime previsioni sul versante turistico, l'estate 2024 dovrebbe superare per presenze quelle dell'anno scorso. Intanto il tasso di occupazione per il Corpus Domini si avvicina al 60%. Tutti i dati del nostro benchmark ci dicono che la stagione 2024 eguaglierà, e io mi auguro sarà migliore di quella del 2023. Si respira ottimismo a Jesolo. Secondo gli addetti ai lavori ci sono le premesse perché sul versante turistico l'estate 2024 superi quella già lusinghiera dell'anno scorso. Se dopo un ottimo marzo contrassegnato dal bel tempo e da diversi eventi in città, l'eccezionale calo delle temperature di aprile aveva inevitabilmente influito sull'attività turistica, maggio farà segnare un deciso incremento degli arrivi. E sicuramente per il periodo di maggio, dove il grosso flusso sarà per il mercato tedesco ed austriaco, perché c'è l'ascensione della Pentecoste e il Corpus Domini, porterà sicuramente grandi soddisfazioni. E poi la stagione si aprirà e reputo che Jesolo con il suo brand sia quel catalizzatore che ormai da molti anni si dimostra prima spiaggia del Veneto, e quindi ci auguriamo che, ripeto, la stagione sia ottimale
e meglio del 2023, che è già stata una stagione da record. Tornando alle festività di Austria e Germania, il tasso di occupazione per il Corpus Domini, che si celebra il 30 maggio, veleggia già verso il 60%. In questi giorni, intanto, la città sta lavorando per far trovare a breve le spiagge pronte ad ospitare i primi turisti. Ci auguriamo che finisca questo ripascimento, che si possa spianare l'ultima parte della duna in località Piazza Milano, Piazza Torino, e poi siamo pronti per stendere la spiaggia e per attrezzarla. Io reputo che per maggio sicuramente la spiaggia sarà attrezzata, nonostante qualche problemino sulle concessioni che ormai i giornali ci hanno abituato a sentirne di tutti i colori, però io reputo che per maggio la nostra spiaggia sia attrezzata e pronta. Dal mare alla montagna, una primavera anomala anche per colpa dei cambiamenti climatici che diventano sempre più evidenti, da qui l'importanza di darsi nuove regole per vivere la montagna perché non diventi pericolosa. La montagna non tradisce perché la montagna è un ambiente inerte. Noi dobbiamo riuscire, soprattutto negli ultimi anni, con i cambiamenti climatici, essere in grado di interpretarla in modo differente rispetto a quello che avevamo. La montagna è cambiata. Le prime sentinelle della montagna sono loro, gli uomini e le donne del CAI, Club Alpino Italiano. A parlare per loro è il presidente del Veneto. Diversi sono i tempi e i modi, ma anche la fruibilità della montagna, ci racconta. Più persone affrontano la montagna. Un cambiamento di cui serve essere consapevoli e che va interpretato. Se in pianura le temperature sono aumentate di 1,5 gradi, in montagna si arriva fino a 4 gradi in più. Il cambiamento climatico ha trasformato gli ambienti e la stessa neve. Sicuramente dovremmo studiarlo, dovremmo confrontarci tra soccorso alpino, guide alpine, istruttori dell'alpinismo, tutte quante le persone che provano volontà, per darci una regolamentazione differente rispetto alla precedente che debba tenere conto, fare in modo che si tenga conto anche di questi cambiamenti climatici. Se non faremo questo potremmo includere sicuramente su un fatto estremamente pesante, che è quello che la natura con le sue regole, che noi poco conosciamo, ci mette in difficoltà. Impossibile non tornare con la mente alla tragedia della Marmolada che il 3 luglio del 2022 ha causato la morte di 11 persone. Mettendo insieme tutte quante le competenze, le risorse e andandosi a parlare di questo fatto fra persone esperte, riusciamo a farne fronte. Tra i centri dei disturbi alimentari del Veneto, quello della Marca è una realtà di eccellenza, un lavoro costante che aiuta ogni anno 500 persone e i numeri infatti sono impressionanti, 500 cartelle cliniche aperte ogni anno. Se consideriamo che nel mondo circa 55 milioni di persone sono affette dai disturbi alimentari, anche nel nostro territorio la quantità di utenza che chiede un intervento da parte nostra è molto elevata, perché parliamo circa di un 500 cartelle, un 360 circa prime visite in questo ultimo anno. Praticamente si tratta di quasi 2 accessi al giorno. A chiamare il centro provinciale per i disturbi alimentari dell'ULSS 2 sono persone in difficoltà, famiglie, a volte anche amici, compagni di scuola, insegnanti. Numeri che hanno visto un'importante impennata anche a causa della pandemia e che ora si stanno stabilizzando, ma che raccontano di una sostanziale malessere che tantissimi adolescenti, 9 casi su 10 sono ragazze, stanno vivendo. Sono persone che hanno una fatica nel valutare loro stessi e spostano la valutazione del proprio sé al peso e al corpo, quindi danno un'importanza a questi aspetti della vita come se fossero appunto l'unico elemento indispensabile per capire quanto posso valere come persona. Sui social molte immagini e video rimandano al corpo ed è probabile che i ragazzi e le ragazze ricevano dei commenti anche negativi legati al loro corpo o dei suggerimenti su come migliorarlo e sviluppino nel tempo un'insoddisfazione corporea che poi diventa
un nucleo importante rispetto al disturbo dell'alimentazione. Diventa importante allora intercettare i primi segnali. E dei comportamenti legati al rituale del pasto. Di solito le famiglie sono abituate a mangiare assieme, quindi l'alzarsi prima da tavola, il dire di aver mangiato in momenti diversi da quelli del resto della famiglia, lo spezzettare il cibo in piccole parti, il bere molto durante il pasto, il masticare esageratamente il pasto per prolungarlo. Il centro, che copre tutto il territorio provinciale, lavora con un'equipe di professionisti, risponde al numero 0422 322 961 e sono proprio le psicologhe e psicoterapeute del centro a sottolineare come per bisogni specifici serva un supporto altrettanto specializzato. Altrimenti il rischio è a volte che si possano anche aggravare le situazioni, quindi se una persona si rivolge ad un terapeuta, ad uno specialista, noi vediamo spesso situazioni in cui arrivano da noi dopo vari tentativi di percorsi terapeutici. L'aspirina accende le difese contro il cancro del colon retto, a dirlo una ricerca dell'Università di Padova. L'uso regolare aiuta la risposta del sistema immunitario. L'uso regolare e prolungato dell'aspirina riduce l'incidenza e mortalità del tumore del colon retto, ma solo adesso una ricerca italiana ha scoperto anche che questo accade perché il farmaco attiva la risposta del sistema immunitario contro questa forma di tumore. A dirlo i dati di uno studio coordinato dall'Università di Padova, i cui risultati sono stati pubblicati di recente sulla rivista Cancer. La nuova sfida adesso è individuare le dosi ottimali di aspirina per ottenere la maggiore efficacia. Dovremo pensare a come garantire che l'aspirina raggiunga il tratto colon retale in dosi adeguate per essere efficace, ha spiegato Marco Scarpa del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova, che ha coordinato i 14 gruppi di ricerca grazie al finanziamento della Fondazione AERC per la ricerca sul cancro. Marco Polo a pedali da Venezia a Pechino in bici in 100 giorni, spedizione dei veneziani Alberto Fiorin e Dino Facchinetti, partiti da Mestre lo scorso 25 aprile. Da Venezia a Pechino in bicicletta, 12.000 km in 100 giorni senza mezzi di supporto, percorrere la via della seta per narrarne i luoghi, le persone e le loro storie, 7 secoli dopo colui che li raccontò per primo, Marco Polo a pedali. La carica dei 50 ciclisti già partiti da Mestre, dal Parco San Giuliano, lo scorso 25 aprile. Siamo concentrati, l'emozione è stata grossa perché non pensavo di trovare così tante persone ed è così un buon auspicio per il viaggio e abbiamo bisogno di tutti, dell'aiuto di tutti. Obiettivo: arrivare a Pechino il prossimo 1 agosto percorrendo 12.000 chilometri attraverso 12 nazioni, le terre narrate da Il Milione, in un'avventura tra i richiami del passato e le sfide del presente. Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan e poi si arriva in Cina, però la Cina non è vicina, nel senso sono altri 4.350 km quando si arriva al confine dal Kazakistan alla Cina. 15 giorni dedicati a visite e incontri istituzionali per questa spedizione inserita nel calendario ufficiale delle celebrazioni promosse dal Comitato Nazionale del Ministero della Cultura. Noi non andremo veloci ma andremo continui perché la bicicletta ha questo di bello, che è lenta ma se vuoi ed è continua ti porta dove vuoi. Si intitola Distributori di Parole, la 20ª edizione del Festival della Lettura, in svolgimento fino al 14 maggio con iniziative che coinvolgono tutto il comune, dalle isole alla terraferma. Le parole sono davvero importanti, le parole hanno un potere grandissimo, parole che curano, parole che devono essere ascoltate, parole che feriscono, ma anche parole che abbracciano. Da 2 decenni promuove la lettura tanto tra i giovani quanto tra gli adulti. Quest'anno si intitola Distributori di Parole, la 20ª edizione del Festival della Lettura, libro che gira, libro che leggi, iniziato a metà aprile e in pieno svolgimento fino al 12 maggio, sotto la regia del Centro Studi e Ricerche Scientifiche Barchetta Blu e col patrocinio del Comune di Venezia.
È stato patrocinato dal Comune di Venezia perché naturalmente lo riteniamo meritevole di attenzione. Pensate solamente all'investimento che la stessa amministrazione comunale porta avanti in questi anni a favore della lettura, a favore delle biblioteche, e anche perché permette di consolidare quella grande rete che gravita attorno alla lettura, un valore assolutamente da recuperare soprattutto per i bambini, in quanto crescita, in quanto possibilità di spaziare tra vari orizzonti, in quanto possibilità di intendere rete e arricchimento per tutti. È un mese di appuntamenti nei luoghi più diversi, spazi aperti e chiusi, prestigiosi o più comuni, biblioteche, scuole, musei e fondazioni. E ci sono parole per tutti, distribuite dal centro di Venezia fino alle isole della Laguna e all'entroterra, perché un idioma particolarmente caro alla rassegna è accessibilità. Proponiamo delle attività in collaborazione con tanti enti pubblici e privati del Comune di Venezia e non solo, quindi facciamo delle letture all'aperto, facciamo delle letture nelle librerie, nelle biblioteche, nei musei, in tanti enti pubblici e privati, e anche in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Accademia delle Belle Arti. Ed è davvero tutto da Venezia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione è ancora in transito sul nostro territorio, tempo instabile, giovedì 2 maggio. Sul Veneto nel dettaglio la giornata sarà caratterizzata da nubi e piogge diffuse, come ci mostra la grafica, localmente potranno essere anche intense. Temperature in calo anche sensibile, minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 14-18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso cielo da nuvoloso a coperto, con piogge da moderate ad abbondanti, più continue e frequenti tuttavia sulle prealpi. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità. Sarà anche qui molto nuvoloso, con precipitazioni moderate e diffuse. Temperature minime sui 10-11 gradi, massime intorno ai 17-18 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto. Arrivederci.